La sorella di Matteo Messina Denaro, Rosalia, arrestata ieri, sapeva del funzionamento delle telecamere installate dalla polizia giudiziaria per finalità investigative. Lo scrivono i magistrati, che sono certi che il superlatitante abbia potuto contare sull'aiuto di una talpa. E lì le ipotesi sono due: o si tratta di qualcuno appartenente alle forze dell'ordine o di uno specialista che avesse una mirata conoscenza del settore e dunque il solo che potesse sapere questo tipo di informazioni. Il sospetto viene agli inquirenti analizzando un lessico molto tecnico che fa riferimento a cassette di rilancio del segnale che vengono utilizzate per rendere anonima la trasmissione dei segnali audio e video, aggiungono i PM della direzione distrettuale. Ed era stato proprio Matteo Messina Denaro ad indicare alla sorella come tutelare la sua privacy attraverso uno dei pizzini ritrovati in uno dei covi.